rischio, e contro questo gravissimo reato noi ci opporremo contro con tutte le nostre forze, con tutte quante. Grazie. Velocissimo un paio di cifre, perché ovviamente stiamo parlando possiamo parlare proprio di cifre. Allora, il volume d'affari della Shannon Free Zone che c'è in Irlanda, che è una zona franca come integrale come la nostra, come quella che è stata, diciamo così, decisa dal presidente Cartellacci, nel 2010 è stato di 3 miliardi di euro. La Shannon Free Zone è una fetta di terreno che può essere grande, diciamo così, come la provincia di Cagliari Iglesias, forse anche molto meno. Quindi voglio dire, solo quella ha prodotto per l'Irlanda un volume d'affari di 3 miliardi di euro nel 2010, adesso è in crescita. Quando io vi ho letto quella interrogazione parlamentare al Parlamento europeo poco fa, prima, ho dimenticato di dirvi che quella interrogazione è stata motivata da un fatto.